Terza corsa, premio Magic Pick, la corsa a maggior dotazione della giornata. Buoni puledri in pista, sono in 7 dopo il ritiro del numero 5, lo schieramento. 1 Bon Chance Italia, Giampaolo Minucci, 2 Birba Piz, Maurizio Cheli, 3 Blanca, Felice Facci, 4 Bar Terrelle, Roberto Vecchione, 6 Big Capar, Alessandro Gocciadoro. In seconda fila 7 Bonita Call, Riccardo Pezzatini, 8 Black Flash Bar, Filippo Rocca. Tutti puledri interessanti che hanno già dimostrato buoni mezzi. Tutta rete la prima fila. Parte piano, Bon Chance Italia. Veloci sono Barterrelle e Big Capar che cercano di scavalcare Birba Piz. Sono ancora molto larghi, ne approfitta Maurizio Cheli per rientrare con la femmina. Ed è in vantaggio, Barterrelle va a chiedere strada e la ottiene dopo 200 metri in 14,8, ma Big Capar è subito lì e va all'attacco. Vantaggio il filo di Marajà che cerca di respingere l'affondo dell'allievo di Alessandro Gocciadoro, viene fuori un primo quarto molto svelto, 29,3. Ora c'è lo spazio per mettersi secondo, manovra effettuata da Alessandro Gocciadoro, poi Birba Piz in terza posizione, c'è un gap di una ventina di metri. A cappeggiare gli altri c'è Blanca con Felice Facci seguita da Black Flash Bar. 600 van via in 45,1, ora un po' rallentato il ritmo, l'allievo di Roberto Vecchione. Sempre Big Capar in seconda posizione davanti a Birba Piz a coda dritta. Si avvicina Blanca, esce all'esterno Black Flash Bar, intanto il giro va via in 1 minuto e 9 decimi, 15,8 qui davanti alle tribune. Sempre in vantaggio Barterrelle davanti a Big Capar, poi Birba Piz prosegue nell'avanzata Filippo Rocca con Black Flash Bar, il chilometro in 1,17 secco. Sempre in vantaggio il figlio di Marajà seguito da Big Capar, poi Black Flash Bar che avanza al largo. Birba Piz è ancora lì in terza posizione. Si fa minaccioso la figlia di Oropuro Bar, retta di là in 15 secco, sempre in vantaggio Barterrelle su Black Flash Bar, Big Parker lì alla corda, Birba Piz che cerca di seguire i primi tre, siamo a 250 metri dalla conclusione. L'ultima curva viene passata in 15,4, Barterrelle ancora in vantaggio, si butta di dentro Big Capar all'esterno Black Flash Bar, ultimi 100 metri, Big Capar sembra essere il più fresco ed è Big Capar che viene a vincere su Barterrelle al terzo Black Flash Bar, 1.15.9, la seconda vittoria in carriera per questo figlio di Conway Hall, guida e training di Alessandro Gocciadoro, la scuderia Domino Stable. Vengono a vincere in open stretch, vengono a battere un comunque valido Barterrelle e un'altrettanta valida Black Flash Bar. La quota per Big Capar 2,88.